Buongiorno e buon giovedì a tutti. Adesso ogni mattina proverò a fare un piccolo breve video per rassicurare tutte quelle brave persone che mi seguono e mi vogliono bene e che hanno capito i motivi per cui sono qui in cima alla gru Ursus da ormai 36 giorni e che sono preoccupate per me perché sanno anche che ho cominciato uno sciopero della fame che è arrivato con oggi al nono giorno e allora questi video li uso per intanto rassicurarmi sulle mie condizioni di salute. Oggi per fortuna stanotte sono riuscito a dormire, non c'è stato vento e per cui ho avuto la possibilità di recuperare parecchia energia dormendo. Voi sapete che in questi giorni c'è stato tanto vento e spesso ultimamente la bora si fa sentire un po' troppo spesso e questo per me comporta uno stress fisico e psicologico non da poco perché il vento forte non consente assolutamente di dormire perché la tensione deve rimanere estremamente alta perché il livello di pericolo si alza tantissimo e perché poi c'è un rumore che qua voi non potete immaginare ma è allucinante. Quindi vi rassicuro, sto bene, ho recuperato le forze, ho bevuto abbastanza, ho abbastanza scorte di liquidi che mi vengono portate ogni giorno e quindi bevo, anche se effettivamente nessuno può sapere che tipo di risvolto può avere uno sciopero della fame qui sopra in una condizione che già di per sé è estrema ed è al limite delle condizioni umane. Non lo so neanch'io, pur avendo fatto già degli scioperi della fame, non so neppure io come reagirà il mio corpo a un certo punto. Al momento sto ancora a rispondere e questo va bene. E poi non lo so, so solo che sono molto determinato ad andare avanti nella mia azione, sono forte delle mie ragioni, ragioni che ormai hanno compreso, credo, tutte le brave persone di questa città e di questo paese, di tutti quelli che mi seguono. Ovviamente ci sono sempre la tifoseria del sistema che si adopera per screditare la mia protesta pacifica, ma questi sappiamo si adoperano sempre per screditare qualsiasi tipo di manifestazione che va contro il loro sistema marcio e malato. E non saranno certo questi 4 troll scalcagnati che scatenano sulla rete a farmi desistere, a farci desistere, perché ormai siamo in tanti. La cosa bella è che molta gente ha capito che la mia battaglia non è una battaglia solo personale, ma una battaglia di principio che vale per tutti. Loro hanno violato dei principi fondamentali che valgono per la vita e la dignità di qualsiasi cittadino ed essere umano italiano e se vogliamo anche nel mondo, ma visto che siamo in Italia parliamo dell'Italia, ma oltretutto sanno benissimo questi nostri politici e amministratori che quello che hanno fatto è agghiacciante, è infame e sanno benissimo che io ho tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiato, è una parola veramente che non rende l'idea, per quello che hanno fatto, che sono stati capaci di fare, di distruggere la mia vita, il mio lavoro, i miei sogni, la mia casa, la mia impresa, anni e anni di sacrifici. E loro lo sanno benissimo di essere in un torto marcio e adesso sanno anche che ogni giorno che io passerò su questa gru sarà un giorno di sconfitta per loro, perché sempre più gente prenderà consapevolezza di quello che hanno fatto a me e quello che stanno facendo
questa dimostrazione di violenza gratuita che stanno dispensando, no, sotto gli occhi di milioni ormai di persone che seguono questa vicenda e, e, e che ogni giorno che passa sempre conquisteranno il disprezzo di milioni di persone e loro sanno che sia il sindaco Roberto Di Piazza che il prefetto Valerio Valenti sanno le loro inadempienze istituzionali e le furberie, no, che hanno fatto sia l'uno che l'altro, no, portando all'esasperazione, facendo precipitare una situazione che poteva essere tranquillamente evitata se avessero fatto le cose che dovevano fare nei tempi giusti e nel modo giusto. Invece l'hanno fatta precipitare per furberia e incompetenza, questo mi pare abbastanza evidente, e quindi ed è evidente ormai alla stragrande maggioranza della gente, e quindi ogni giorno non solo si conquisteranno il disprezzo profondo della gente, ma ogni giorno dimostreranno il loro fallimento, il livello di etica, di coscienza, di umanità, di giustizia a cui sono scesi e hanno fatto scendere un'intera società. Cioè, stanno dimostrando che c'è una cultura primitiva e aberrante che loro che stanno in tutti i modi promuovendo, che questa cultura neoliberista che ha radici nella mafia, nell'omertà, nel servilismo, nel clientelismo, e che si è ormai dilagata e stratificata in ogni meandro istituzionale, politico, e lo stanno dimostrando. Io sono la rappresentazione visiva di questo fallimento sociale, no? Se no, diversamente è impensabile che se fossimo in una società sana un piccolo imprenditore come me, una persona onesta, pacifica, si trovi su una gru, va da sé, no? E va da sé che se io sono quassù così determinato a portare avanti una lotta così pericolosa, così faticosa, è che perché ho ragioni da vendere, sono forte delle mie ragioni e loro lo sanno. E dove riusciranno a portare a far precipitare ulteriormente questa situazione, Dio solo lo sa. Ma visto che è la cosa che spaventa molto a tutta la gente è che qua siamo andati talmente oltre che dà l'impressione che questa gente non sia soltanto furba e barra incompetente, ma che ci sia anche qualcosa di profondamente malato nelle loro menti per arrivare a fare una cosa del genere. E questo spaventa molto la gente, dà da pensare, fa pensare, fa riflettere molto, e sempre più gente ogni giorno si incazza e si incazzerà sempre di più.